la partita sia vista proprio come il Napoli, squadra che gioca molto sulle ripartenze e poi dopo al freddo poteva stroncarci, invece ancora una volta l'ennesima riprova questa squadra ha grande qualità è riuscita a riprendere la partita e riportare, quindi di fronte a una gara di questo genere credo che la sufficienza ampia la merita, però ma spiegano un po' tutti, cioè è difficile vedere uno che fa tutto meglio contro queste squadre è chiaro che vinci se tutti quanti danno il massimo, quello che oggi si è visto ancora una volta il cuore del Catania, questo grande cuore che ha portato questa squadra a rimontare in campi difficili, partite difficili, complicate. Possiamo essere contenti della nostra gente e essere contenti della squadra. Quanto c'è di contenti per questa Catania e quanto c'è di dirigenza del Catania in questa squadra? Secondo me non si può fare un distinguo quando diciamo la squadra e il gruppo fa queste prestazioni poi continuate, non sono professionali ma è un crescendo che questa squadra ha dall'inizio dell'anno, perché non è facile dire chi ha merito e non. In primis i giocatori che vanno in campo e poi tutto il resto il pubblico che anche oggi è stato eccezionale perché ripetuto il gol preso in un modo poteva ci hanno sostenuto al massimo e credo che alla fine vado a casa contenti della prova che la squadra gli ha regalato. Anche Verdi e Manzati hanno dato la mano a Montella Io non l'ho visto, io sono andato negli spogliatoi quindi non l'ho visto diciamo questa scena, però sono cose che alla fine ci possono anche non lo so che è successo, però non ci scordiamo che per loro è una partita importante come per noi, quindi ci può essere anche nervosismo, ci può essere la gara, poi ci può stare, ma non come è successo, poi chiederemo. Se ne faccio due domande. La prima, abbiamo visto crollare fisicamente Montella nel salto finale del Napoli, poi il giocare pensata. La seconda, come vi siete detti con Mascara? Montella, il Napoli è una grande squadra, è una squadra che fa la Champions, la fa benissimo, tra l'altro credo che lo ha dimostrato ormai abbiamo potuto concedere una squadra che porterà a vedere il campionato, quindi ci può stare che alla fine noi abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere la partita da Super noi siamo riusciti, poi alla fine ci può stare che la posizione era tantissima perché giocatori importanti, il Napoli che possono fare gol in qualsiasi momento della gara. Un Mascara possiamo salutare, come è giusto che sia dall'avversario, poi c'era un avversario per cui gioca nel Napoli e noi siamo nulla di più. C'era un nuovo, messa in piedi della partita quando c'è stata la possibilità e poi prima si diretta con una due degli avversari. Non siamo riusciti a chiudere la partita perché dopo siamo stati abbastanza difficili per prendere queste occasioni. Può succedere, può capitare, abbiamo avuto diverse occasioni per poterlo fare e non ci siamo riusciti. Poi con l'avversario ripeto, questo veramente abbiamo preso a gol come possiamo fare così adesso, quindi non è facile, non è preventivato. Abbiamo superato qualsiasi tipo di record, in casa non mi ricordo mai aver preso un gol così. Ma non è questo. Se dovevo disegnare questa partita l'avevo immaginata, l'avevo presa così. Gol loro, il grande rimonta del Catania, quindi grande prova del carattere di questa squadra e siccome il carattere non basta per battere il Napoli o l'Inter, ci vuole anche le qualità. Questa squadra oggi ha dimostrato ancora una volta delle grandi qualità. Altro mezzo vero, il portiere va bene o il nostro, Ma secondo me è una buona partita, non credo che sia stato impegnato eccessivamente. i gol su
mi è sembrato cosa è strana. E quelli sono adesso gli obiettivi. il rischio di distrazione per questo gruppo è zero, perché il quinto risultato utile consecutivo che facciamo con i grandi sesto. È record. Grazie. No, perché il sesto lo voleva fare a Milano. Questo Non faremo il sesto. allora voglio dire, questo è qual è la Se cambiano gli obiettivi. io non posso cambiare, cioè i nostri obiettivi non cambiano perché noi dobbiamo prima di tutto salvarci. E l'altro giorno sentivo Guidolin che è un classifica che ha detto che sono 26 punti là per la salvezza, quindi dobbiamo ci siamo di loro, lo sapremo di noi, stiamo dando per terra, però attraverso la prestazione, attraverso lo spirito di carattere, credo che questa squadra può divertirsi quest'anno. Presidente, anche io mezzo bello come concetto. Secondo lei la coppia Lopez-Berghesio ha fatto meno bene oggi rispetto a Berghesio? Si può dire sono partite che hanno giocato con la Lazio, una partita di est, questa abbiamo giocato in casa con Napoli, l'allenatore credo che prepari anche la partita da un punto di vista tattico, quindi probabilmente oggi preferito i giocatori veloci, rapidi e ha optato per queste scelte. Quando hai tutti questi giocatori in rosa poi devi scegliere e non ci scordiamo che manca anche la Suarez, che è un giocatore che aspettiamo che ci può dare una grossa mano in determinate partite, per esempio questa è messa questa oggi, non era male vedere Suarez in campo, deve essere interessante, quindi spero che presto lo avremo e aggiungeremo ancora qualcosa in più in questa squadra. Presidente, Maxi Lopez come l'ha visto? Cosa gli ha detto? Non è che parlo con tutti i giocatori, l'ho visto sereno ma abbastanza credo anche rammaricato, perché come è giusto che sia, perché chiaramente vuole giocare, è giusto, si resti male quando l'allenatore lo esclude, però in campo quando durante la settimana bisogna dimostrare di avere la maglia. Oggi avere la maglia del Catania non è facile per nessuno, questo significa una grande competizione fra tutti e quindi poi i risultati sono questo tipo di partite che noi non volendo questa partita siamo abituati a vedere a Catania, quindi grande prestazione da parte di tutti. All'inizio della stagione la domanda era quale partita potete vincere non solo con Milano, perché comunque ci siamo cominciando a pensare alla prossima partita oppure in casa da me. Noi andiamo a Milano così come abbiamo fatto con a Roma, la Lazio, a Firenze, noi dobbiamo fare le nostre partite con volontà, con determinazione, ma mettendo in campo i nostri mezzi, noi ci andiamo a giocare. È chiaro che il Milan è la favorita alla vittoria del campionato, il quale che ha vinto a Roma, segna 3-4 gol a partita, è chiaro che sono dei giocatori, una squadra straordinaria, però noi ce l'andiamo a giocare per cercare di fare il risultato e se giochiamo con questa attenzione di oggi e questa volontà penso che noi a Milano possiamo fare il risultato. Abbiamo finito? I giocatori in rosa poi devi scegliere e non ci scordiamo che manca anche la Suarez, che è un giocatore che aspettiamo che ci può dare una grossa mano in determinate partite, per esempio questa è messa questa oggi, non era male vedere Suarez in campo, deve essere interessante, quindi spero che presto lo avremo e aggiungeremo ancora qualcosa in più in questa squadra. Presidente, Maxi Lopez come l'ha visto? Cosa gli ha detto? Questo tipo di partite che noi non volendo questa partita siamo abituati a vedere a Catania, quindi grande prestazione da parte di tutti. All'inizio della stagione la domanda era quale partita potete vincere non solo con Milano, perché comunque ci siamo cominciando a pensare alla prossima partita oppure in casa da me. Noi andiamo a Milano così come abbiamo fatto con a Roma, la Lazio, a Firenze, noi dobbiamo fare le nostre partite con volontà, con determinazione, ma mettendo in campo i nostri mezzi, noi ci andiamo a giocare. È chiaro che il Milan è la favorita alla vittoria del campionato, il quale che ha vinto a Roma, segna 3-4 gol a partita, è chiaro che sono dei giocatori, una squadra straordinaria, però noi ce l'andiamo a giocare per cercare di fare il risultato e se giochiamo con questa attenzione di oggi e questa volontà